Grazie Giorgio, grazie alla tua associazione Protagonisti per il Domani per l'opportunità che ci avete dato stasera di riflettere e confrontarci su un fenomeno in espansione che preoccupa non poco. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che spero possa rivelarsi un interessante tassello che evidenzi quanto questo periodo di crisi stia mettendo a dura prova le nostre comunità e soprattutto quanto vivono in povertà o quanti la povertà la stanno sperimentando per la prima volta. Il titolo della serata, come ha detto Giorgio, recita "Come contrastare la povertà dilagante". È un interrogativo importante, molto impegnativo, anche per il tempo che stasera abbiamo e forse chiede un po' troppo ai nostri ospiti, però che stasera potranno darci almeno in parte attraverso le loro esperienze una panoramica di quanti progetti, proposte, sforzi si mettono in atto quotidianamente per rispondere alle persone che vivono il disagio. Risposte o proposte spesso non esaurienti, non risolutive, ma che assumono un significato molto importante perché intessono relazioni generatrici di ulteriori relazioni solidali che sono accompagnamento, sostegno a non sentirsi soli, disperati nel momento del bisogno. Noi di Caritas sappiamo bene quanto spesso l'ascolto, la vicinanza, l'accoglienza si rivelano più efficaci del fare puro e semplice, perché ci rimandano a quello che Papa Francesco ha detto, o ci ha ricordato, che è quella che è la solidarietà di Dio con l'uomo, una solidarietà che non finisce di stupirci, ha detto il Papa. Dio si fa vicino a noi, si sacrifica sulla croce per darci la sua vita che vince il male, l'egoismo e la morte. Ci sostiene anche nei momenti in cui la strada si fa dura e gli ostacoli rallentano i nostri passi. Quindi la solidarietà cosa è? È il tesoro dei poveri. Quindi questa è la strada che è stata in qualche modo segnata, quella del servizio, della condivisione, del dono. E dobbiamo ripartire da questa strada in quanto la solidarietà genera la ricchezza che è il bene comune e restituisce dignità all'uomo, che in questa situazione attuale di estrema crisi, come spesso evidenzia sempre Papa Francesco anche ultimamente, è stato sacrificato l'uomo, dice lui, sull'altare del dio denaro, schiacciato da dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica, che lo considerano in base agli idoli del profitto e del consumo, in una sorta di cultura dello scarto in cui l'uomo diventa un rifiuto. Sono parole fortissime ma chiare, da cui stasera vorremmo partire per sondare appunto quali sono le cause di una povertà dilagante, una povertà cosiddetta banda larga perché si allarga sulla nostra società, e questo lo facciamo attraverso gli ospiti che sono qui al tavolo vicino a me, attraverso le loro competenze, le loro esperienze. Allora, ve li presento in ordine a questo punto di successione. Abbiamo qui vicino a me Michele Casella, responsabile del progetto Banca della Speranza. Questa sera ci testimonierà l'esperienza del progetto. Accanto a lui Carlo Croce, vice direttore della Caritas diocesana veronese, ci offrirà una panoramica della povertà multifattoriale e multidimensionale nel nostro territorio. Poi la professoressa Donata Gottardi, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, già parlamentare europea. Lei ci illustrerà il tema del reddito minimo garantito, quale sistema per garantire, la doppia parola, la ripetizione, un'esistenza decorosa e un modello di coesione sociale. Poi abbiamo Fiorenzo Fantinella, presidente della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave Onlus di Pieve di Soligo Treviso, che testimonierà l'esperienza del progetto che raccoglie 28 comuni. E
infine, in fondo al tavolo, Walter Nanni, sociologo, responsabile dell'Ufficio Studi e Ricerche della Caritas Italiana, che ci darà una panoramica nazionale sul fronte della povertà dilagante. E iniziamo proprio con Walter Nanni, a cui do la parola. Walter, la causa del problema non è certo superficiale, ma è profonda. Non è solo una questione di economia, ma penso anche di etica, di antropologia, e la Chiesa lo ha sottolineato più volte. Ti chiedo, dal punto di vista di Caritas Italiana, qual è la situazione nella nostra penisola? Come contrastare la povertà dilagante? Qual è la ricetta di Caritas? Ecco, possiamo fare una serie di riflessioni che derivano non tanto da studi a tavolino dell'ufficio studi, ma quanto anche da una serie di esperienze condotte sul campo dalle 220 Caritas diocesane, e quindi da tutta una serie, un patrimonio di esperienze interessanti di contrasto della povertà economica, alcune in modo autonomo da parte delle chiese locali, ma molto spesso anche in collaborazione con gli enti locali, e quindi c'è una sinergia pubblico-privato che ci dà una serie di indicazioni importanti. Ecco, parto un po' sicuramente da un dato generale di sfondo, che è quello anche che ci spinge anche come Caritas Nazionale a effettuare degli studi e delle ricerche. Se voi vedete in quella immagine che proietto sopra, la prima slide, ci sono i dati sulle tendenze della povertà in Italia misurate da 4 enti diversi, che sono Istat, Eurostat, Banca d'Italia, e l'Eurostat poi in 2 modalità diverse, il rischio di povertà e la deprivazione materiale. Ecco, quello che colpisce sicuramente più è che, a fatta eccezione per il dato dell'Eurostat e l'ultimo dato di Banca d'Italia, di fatto il dato ufficiale sulla povertà in Italia, quello dell'Istat, offre una situazione sostanzialmente stabile. Quindi se noi dovessimo dare retta ai dati ufficiali sulla povertà in Italia, essi sono stabili. La povertà tra il 2010 e il 2011 è aumentata solamente dello 0,1%, quindi in Italia ufficialmente la povertà non è aumentata tantissimo, e questo è un dato apparentemente contraddittorio rispetto a quello che vive la Caritas, rispetto a quello che vivono gli operatori sociali, gli amministratori, ma tutte le famiglie. Il dato è stato spiegato in diverse modalità, ad esempio il presidente dell'Istat, Giovannini, in un nostro convegno spiegò che molto probabilmente questo fatto che il dato è stabile ormai da quasi 15 anni in Italia della povertà sta a indicare la capacità della famiglia multigenerazionale di farsi carico delle generazioni che hanno perso il lavoro o non sono ancora riuscite a entrare nel lavoro, mantenendo un livello di consumo stabile. E quindi attingendo ai risparmi, impegnando i risparmi del passato, vendendo la nuda proprietà delle abitazioni, e quindi in un certo senso quindi non variando di tanto il tenore di vita nella media, come invece è successo da altre parti d'Europa, dove i ragazzi abbandonano la famiglia già alle scuole superiori, all'università, e quindi fanno famiglia a sé, il loro dato statistico è separato dalla famiglia di appartenenza. Quindi questo fatto, questa famiglia che è stata messa a dura prova in questi anni, ha fatto sì anche che la povertà dal punto di vista conclamata, statistica, non è esplosa come in altre parti d'Europa, specialmente i paesi deboli dell'Unione Europea. Ecco, di fronte a questo dato però stabile che ci dice che il fenomeno non cambia, bisogna sempre un po' diffidare di questi dati che sono sempre uguali a se stessi nel corso degli anni. Come ricercatore sono abbastanza perplesso di fronte a questi dati. Abbiamo quest'altro dato, che è quello invece della Caritas, che ci dice che ad esempio dal 2011 al 2012 abbiamo un aumento del 24,7% delle persone che si rivolgono alla Caritas. Tra l'altro è interessante notare come questo aumento del 24% è percentualmente più basso dell'aumento che abbiamo avuto i 3 anni precedenti. Sta diminuendo l'aumento di persone che sta andando alla Caritas, non perché sta diminuendo il problema, ma perché, come ci è stato segnalato dalle Caritas locali, stiamo arrivando a un effetto di saturazione della capacità Caritas di offrire aiuto. E quindi ad esempio a Palermo, in un convegno pochi mesi fa, il dato sugli utenti dell'anno prima era uguale a quello dell'anno in corso. Era strano, no? Perché situazione palermitana esplosiva, difficile, e la spiegazione è questa: loro più di quelle ore di ascolto non riescono a fare, e quindi gli utenti non aumentano. Arriverà un momento in cui gli utenti anche nel mondo Caritas non aumenteranno più di tanto, anche perché un altro problema che dovremmo tenere in conto nelle risposte: il volontariato della Caritas è un volontariato spesso anziano, con un tasso di ricambio abbastanza basso. Adesso non so naturalmente le situazioni regionali quali sono, non solo la situazione del Veneto,
ma il volontariato in Italia è molto forte ad esempio nel settore ambientale, del turismo, dell'accudimento dell'infanzia, ma quando si va sul socio-assistenziale, specialmente sul socio-assistenziale quello pesante, allora lì il volontariato comincia a essere meno presente. Ci chiediamo quindi in questo senso come si potrà fare nel corso dei prossimi anni con un aumento di utenza che non ci sarà più così tanto, perché questa capacità di offrire risposta diminuisce. Vediamo un po' una carrellata veloce di quelle che sono tipologie sociali a rischio di povertà e esclusione nel mondo Caritas. Ne abbiamo individuate 5. Gli adulti che hanno perso improvvisamente il lavoro, questo sicuramente era un fenomeno che fino a pochi anni fa in Caritas non era presente. I giovani adulti che sulla base di continui cambiamenti di contratto a tempo determinato, interinale, occasionale, stagionale, non riescono a costruirsi una loro identità personale, lavorativa, professionale chiara, su cui puntare nel futuro. Ecco, anche questa indeterminatezza si riflette anche sul livello psicologico della persona, che non riesce più a identificarsi in un'antica professione, come si faceva un po' nell'antichità, uno si identificava, no? nel mestiere. Sono un postino, sono un falegname. Adesso che fai? Sono identificato in cosa? Volantinaggio 3 mesi, babysitter, call center. Questo cambiamento continuo di professioni fa sì che il soggetto non si identifica più nella sua dimensione lavorativa, che invece era una dimensione forte dell'identità sociale. Ma anche i piccoli imprenditori, non sto parlando di Marchionne, sto parlando dei piccoli imprenditori che devono fronteggiare improvvisamente indebitamenti, scivolamento nel credito illegale, difficoltà di accesso al credito e quindi anche licenziamenti. Immigrati, cioè imprenditori che si rivolgono alla Caritas a chiedere aiuto non tanto per il lavoro ma per un sostegno anche psicologico a volte, quindi questo è un fattore importante. Immigrati ex utenti Caritas ritornano alla Caritas anche dopo 4-5 anni dall'ultima visita, e questo è un segnale preoccupante perché sta a indicare il fallimento del progetto migratorio della persona, ma anche un po' il fallimento di una rete familiare, relazionale, amicale che non si è costruita. Perché se il soggetto dopo 4-5 anni che non si vedeva più in Caritas ritorna di nuovo a chiedere aiuto, vuol dire anche che ha esaurito le risorse amicali e relazionali che invece noi italiani magari disponiamo, per cui ancora adesso il rivolgersi alla Caritas è ancora un po' l'ultima spiaggia di una famiglia, di una persona. E poi gli anziani che si fanno carico di figli, nipoti, disoccupati. L'aumento degli anziani alla Caritas non è stato così forte. Ancora sono pochi, sono il 6% del totale degli utenti, gli anziani che vanno alla Caritas a chiedere aiuto. E qui naturalmente c'è un fattore che è quello del pudore, della riservatezza, della vergogna, il non voler confrontarsi con marginalità estreme che ci sono anche nel mondo Caritas. E quindi questa difficoltà a denunciare sofferenza, difficoltà, che stimola Caritas Nazionale anche a cercare nuove formule di venire incontro a queste povertà attraverso servizi che non siano così visibili dal punto di vista della strada, ad esempio. Un servizio più domiciliare, più attento a non dire ecco questo è il luogo di assistenza della Caritas a cui gli anziani poi devono andare. Mi colpì un anziano di Genova che ci diceva io per andare alla Caritas vado alla parrocchia che sta dall'altra parte della città. Quindi questo sta a significare che il soggetto vuole essere aiutato ma fatica a denunciare la sua difficoltà di fronte a un servizio che ancora oggi in Italia è fortemente a stigma negativo, e quindi questo è un qualcosa su cui dovremo riflettere. Per quanto riguarda il contrasto della povertà, ecco, noi potremo sostenere che ci sono diversi livelli, per cui la domanda che mi è stata posta all'inizio non è facile, perché ci sono responsabilità nazionali. Le politiche di lotta alla povertà passano anche attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, attraverso i trasferimenti alle regioni, agli enti locali, quindi ci sono una serie di responsabilità nazionali, regionali, per andare poi a interventi più locali, di taglio socio-assistenziale, oppure interventi più sulla famiglia, sullo sviluppo di comunità, sulle reti di solidarietà. Tantissime sono le possibilità di intervento. È difficile definire una formula risolutiva, perché potrei anche dire che, vista la complessità del fenomeno, non esiste più la povertà, esistono i poveri, cioè ogni soggetto è veramente diverso dagli altri. Ma questo l'aveva detto anche Tolstoi all'inizio di Anna Karenina, mi sembra, quando dice i ricchi sono tutti uguali tra di loro, i poveri sono tutti diversi. Quindi le storie che noi vediamo ai centri di ascolto sono tutte diverse l'una dall'altra, in cui la complessità è tale, in cui l'uso di sostanze, la conflittualità familiare, la condizione anziana, la malattia, fa sì il licenziamento, sono fattori che si intrecciano al punto tale che è difficile definire dei modelli generali di riferimento.
Possiamo dire che, come si vede abbastanza chiaramente nella slide, i finanziamenti sono diminuiti drasticamente per quello che riguarda almeno il trasferimento dallo Stato alle regioni, fino al punto di non ritorno quasi del 2012, un punto bassissimo di non ritorno che ha stimolato alcune regioni addirittura a rifiutare l'attribuzione dei fondi. La regione Toscana rifiutò la somma stanziata nel decreto di riparto, non so se sapete questa... si rifiuta addirittura la somma attestante alla regione perché clamorosamente bassa, quasi come un gesto di protesta. E sicuramente una delle conseguenze del finanziamento sempre più basso nazionale verso gli enti locali, che ha messo in difficoltà il welfare locale, sta anche nei confronti della Chiesa locale. Noi ogni 10 anni come Chiesa nazionale facciamo un censimento sui servizi socio-assistenziali collegati con la Chiesa in Italia. Nel 99 il 32,7% di questi servizi era in convenzione con un ente pubblico locale. Dopo 10 anni la stessa domanda, la stessa rilevazione, il tasso di incidenza di servizi in convenzione è sceso al 18%. Quindi questa presenza che è di accompagnamento, poteva essere un rimborso spese, oppure a utente, a parcella, da numero posti letto, erano diverse modalità, questa possibilità di avere una collaborazione con il pubblico discende fortissima. Un fortissimo squilibrio abbiamo in Italia di spesa, si spende di più per le politiche sociali dove c'è meno povertà, e questo è un fattore anche, se noi vediamo la graduatoria delle regioni povere, le regioni dove si spende di più sul sociale, queste graduatorie sono reciprocamente inverse. Ma un altro elemento forte negativo su cui bisogna riflettere è la forte dispersione degli interventi economici. In Italia ci sono più di 30, e non ho analizzato gli interventi locali, regionali e comunali, più di 30 misure di sostegno economico, che vanno dal bonus libri, alla riduzione del canone televisivo, all'esenzione della ticket della ASL, all'indennità di disoccupazione, alla mini ASPI. Ci sono più di 30 forme di aiuto economico che sono tutte diverse tra di loro, impongono ogni volta alla famiglia di dover fare di nuovo da capo l'istruttoria, e quindi anche una complessità nell'accesso che fa sì che uno dei servizi più forti che ormai le Caritas sono chiamate a fare è quello dell'orientamento e il segretariato sociale. Mi chiedo però, la difficoltà forte che abbiamo è come fare segretariato sociale di qualità con un volontariato la cui età media è sui 72 anni. Quindi di fatto possiamo anche utilizzare e valorizzare gli ex direttori di banca, in qualche caso ci sono anche queste esperienze, no? Però di solito la volontaria, il volontario Caritas è una signora di buona volontà, una persona di buona volontà della parrocchia. Di fronte a una complessità della famiglia di questo tipo si impone un lavoro di rete anche per riuscire a rispondere a complessità di questo tipo. Modalità di accesso con asticelle sempre più basse, le difficoltà sempre più forti per ridurre per l'accesso della famiglia, il ridotto impatto economico, la scarsa tempestività degli interventi. In Italia siamo il paese d'Europa in cui la povertà meno si riduce dopo i trasferimenti sociali. La media europea è del meno 9,5%, si abbassa la povertà, dopo i trasferimenti sociali in Italia si abbassa solamente del 5%. Ci sono poi alcune tendenze innovative di cui potrò magari parlare dopo, forse possiamo anche cogliere l'occasione successivamente per magari il dibattito, per cercare di offrire una risposta diversa da quella tradizionale del pacco viveri, dell'offerta di beni materiali. Un po' in tutta Italia ci si sta orientando verso una serie di misure innovative che sono un po' un segnale della creatività nella carità, potremmo dire qualcosa del genere, per cui si cerca anche di superare misure che anche sono state introdotte da poco tempo. E proprio di questi giorni, ad esempio, il tentativo di superare anche la formula del microcredito, che è in difficoltà presso alcune realtà locali, con un forte tasso di sovraindebitamento delle famiglie. In molte esperienze di microcredito sono in forte sofferenza, per cui si stanno orientando queste esperienze di microcredito verso forme diverse che vanno sostanzialmente nella direzione del cosiddetto budgeting familiare. Cerco di orientare meglio le spese della famiglia. Cerco di capire meglio dove è possibile trarre nella comunità delle risorse informali, relazionali, che abbattono dei costi per la famiglia. E lì ci sono esperienze interessanti di messa in rete di disponibilità e anche di riscoperta di nuove forme di venire incontro alle persone che tengono conto di antiche professioni o addirittura del baratto. Concludo, l'ultima esperienza che ho conosciuto proprio in Toscana pochi giorni fa, gruppi di mutuo aiuto nel baratto promossi dai comuni. I comuni cercano di incentivare le famiglie a scambiarsi i beni o gli orari o le prestazioni di solidarietà. Un'anziana ha difficoltà a andare a ritirare le medicine, io ti offro qualcosa e riesco a avere qualcosa in cambio.
Una banca del tempo rivista, anche perché le tradizionali forme di banca del tempo un po' erano andate nel tempo verso il fallimento, e quindi anche per una difficile regia di questa banca del tempo, una formula rivisitata nella povertà della banca del tempo per far sentire anche i poveri non solo oggetti di intervento ma anche protagonisti dell'intervento. Per adesso grazie. Grazie.